Si pensava a un testa a testa all'ultimo voto tra Brunetta e Orsoni, così non è stato. Come mai? Ma una spiegazione molto semplice, da parte mia naturalmente, è che cioè noi abbiamo ottenuto a livello regionale, quindi i risultati regionali e comunali sono simili. Anche nelle municipalità ci sono delle discrepanze, no? Quindi io direi questo, che la Lega, che è quella che ha deluso e non ha appoggiato la lista del PDL con Brunetta, perché molto probabilmente ha avuto un input dall'alto di non appoggiare Sindaco Brunetta, perché altrimenti rompeva l'asse Zaia, Zaccariotto e Brunetta, uomo forte, ministro, e poteva un po' rompere un equilibrio che loro si sono fatti, e il risultato è questo, che la Lega perché nella municipalità bene o male ha tenuto attorno al 17-18%, in regione 19%, comune guarda caso siamo arrivati all'11%. Come PDL, come pensate questo risultato? Come lo vedete? Come PDL io posso dire che abbiamo ottenuto, quindi siamo andati oltre quello che si pensava, perché anche la lista Brunetta col 6 e rotti per cento, quindi ha dato questa spinta, quindi noi non possiamo dire nulla di negativo, anzi i consiglieri, i candidati si sono dati da fare e quindi il risultato è venuto il risultato. Abbiamo ottenuto meglio del PD, quindi la nostra rabbia è che abbiamo un alleato che ci ha disturbato, ecco, ci ha disturbato, questo è sicuro. Quindi si poteva vincere sicuramente se la Lega teneva nel suo, teneva come la regione, si poteva vincere. Non l'ha fatto e quindi adesso finito questa tornata qua e faremo anche un po' i conti a livello comunale. Io non ci sto con degli alleati che per partito preso dicono facciamo fallire l'operazione Comune di Venezia per altri obiettivi, e questo qua è una cosa che è scandalosa da parte loro.